Saluto a tutti, sono Benito Rauso a Littera, questa trasmissione di EIA TV che questiona questa letteratura dei sardos. E tornavo a sacottare un amico, Gianni Magia. Benito Rauso. Grazie, Sar. Oggi questionato di un'altra vaina di Gianni e questa si legge su titolo che è lungo. Storia di una gaicetta e di sta gatto che gli imparava a volare, di sta GDS editore. Come te nasce Gianni questo conto? Questo conto è nasce sul libro di Sepulveda, storia di una gaviota e del gatto che le insegnava a volare, storia di una gabbianella e del gatto che le insegnava a volare. E è un libro che mi piace da me, pure su messaggio che viene da intro, no? Su valore in mano, che viene di sospitaggio, accogli sa gente che viene da fuori, che è in difficoltà di manna. E sul valore di questa diversità, di cui noi si questionano del suo contenuto, a razza differenti, ma talmente differenti, si intrattengono che non si può pensare mai, che si può sentire fetti questionai, ma invece si è accabata e non ti ha imparato pure a sa mai. E dunque se è un conto che mi piace in meta, siccome ti devo fare su maestro elementari, e mi sta durando sempre questa cosa, insomma, della pedagogia e se ti abusa questa cosa che mi arriva su impugnavo a questo lavoro. Dunque, se questo da si sceravo che è un conto che validi, ma ci pensa che tu sei amantioso dei autori di Sud America, di Sepulveda e dei altri sport. Beh sì, arrivo che García Márquez, Jorge Amado, Borges, Vargas Llosa e qualcun altro pure. Per me quando siete su dei importo umano, pure voi insomma, devo su Sud America dove in su goro, poi quando sono picciochetto, quando abbiamo 21 anni, facciamo partire, arrivo su a Bagamundai in questo slogo. E via da 7 anni, siamo stati in cui si può quasi più di 12 mesi, per 14 mesi, sì, da gennaio del 81 a marzo del 80, no, sono tonteso, gennaio del 80 a marzo del 81, e stetti a andare su università di cose importanti per questa vita mia, insomma, in cui ho imparato a essere sempre pronto a cambiare situazioni, dei sandas a summari, di un hotel a una stera gettata in terra, in luoghi dove non ci pianta servizio igienico, su luci, eccetera, eccetera, eccetera. E poi, insomma, questa magia manna di questo slogo, in sandas in qualche luogo dell'Ecuador, del Perù, questa vita pare che si sia firmata non scanto secoli passato, pare che scontos di Tolkien, tutte cose che non da spesi non li devo manco immaginare. Pensando su, mancai già pensando su dei canto fiestiniesa, lo su ligia sta e questi autori sudamericani, e forse si inizia in lingua cosa non in originale spagnolo, ma in c'è. Sì, proprio ci esti. Sì, in cui siamo lì giù, la prima porta, Donna Floris de Mariti, in edizione spagnola, Donna Floris dos Maridos, poi sono originali in portoghese, in brasiliano, di Jorge Amado. Appunto il generale sul labirinto di García Márquez, questa storia di Simón Bolívar, no? Il generale nel suo labirinto, dove siamo lì in spagnolo, sì. E poi altra cosa pure, alcuni sì. Poi vabbè, in cui si ha reso che appunto si stava con tempo su spagnolo che è diventata la terza lingua mia, lingua madre, poi insomma si è acabata imparare subito pure ad scrivere bene, compriamo giornali, invece di leggere su Sarda leggiamo il commercio, tanti buoni, no? Dunque, vivremo in spagnolo ovviamente.
Tu pensi che gli autori sudamericani possano tenere qualcuna simbillo con gli autori sardi di questa maniera nostra te contai? Secondo me già, secondo me podinai deu ma qualcun autore sudamericano pocumenti conta da iscontus dessa gente, pocumenti fai bivis personaggi, tu stai questionai. Deu qualcuno de massimbillai a qualcuno conto de grazie a Deleda, tanti podinai, qualcuno conto de Gabbo, de Garcia Marquez, sicuramente devo cercato qualcuna cosa di proprio con queste descrizioni degli ambienti, di questa maniera che tenenti tutti i due, differenti sì, del San Sanotti ovviamente, però c'è proprio questa cosa del bolli contai proprio s'anima dei sagenti, questa cosa credo che si possa andare, sì. Gianni, questa caicella tua è un traballo fatto con il suo teatro. Poi te nasce questa esigenza, questa bisogno di fare un traballo con il suo teatro. Dunque, no, nareso che per prima cosa il traballo è nasce quando abbiamo fatto la traduzione integrale dell'opera. Appunto se ci viene stato un problema del diretto e dunque non abbiamo potuto pubblicare pensando siccome un po' di tempo prima riverrà in teatro Fausto Siddi mi ha pedito di portare in sardo la riduzione teatrale che hanno fatto isso su Fabio Sanna e Roberto Allocci con la regia sua del Fausto. De questo traballo, un traballo bello meda, che è messo in italiano, che è messo in sardo puro, però a Saccabada ci sono stati su problemi di finanziamento, su come ci gli hanno dato sempre cose, no? E intanto non fi ha messo in uso, però è questo che mi ha salvato a Saccabada, guardate come mi rischia di ricevervi un anno del traballo e sul finanziamento della provincia, poi il diretto sud si è già indicato qualcun altro prima di me. E intanto abbiamo pedido a Sepulveda se potevamo scattare un'altra maniera di fare questo traballo e mi piace bene con che devo aver fatto questa cosa con il Verran e intanto no, si fa una riduzione teatrale, si vuole fare e mi ha dato la risposta che si poteva fare e intanto si è messo questo traballo. Non è che è stata una necessità, però a Saccabada è stata una fortuna a manna, poi a Saccabada poi di questo traballo deve essere pure un CD non è un audiolibro, è un audio movie, un audiolibro, le ambientazioni sonore, i personaggi, tutto su conto, è una cosa dinamica, è una cosa funticosa che succede, no, è un audiolibro, è una voce che leggi con un radio di musica che ti accompagna, questa è un'altra cosa, è di sopra già un di questo traballo. Contasillo di questo altro figlio che è nascito, di questa vai, ma tanti già hai fatto in teatro o devi pensare ancora? Intanto su CD e penso devo presentare da vago a libreria Miele Amaro di Via Manno in Castello, un mesetto fai. Apposto da una gita esiste presentato su traballo il suo teatro comunale di Elmas con una praticamente serie da ascolto condiviso che è una cosa che va a me da inizio anni 70, Carmelo Bene e che ho sboffiato da sperimentare pure voi i moi come te moi sa gente chistiona però non vuole ascoltare e intanto ho sboffiato questo esperimento e sul teatro di Elmas con un impianto di questo super ho mandato in onda su CD e una centinaia di persone si sono seduti in gozzavo, ascoltando, piacendo, questi sono viaggi praticamente. È stata una cosa bella amata e chi mi ha ripetuto su noi del Maio a Donno Sfanatica in un circuito. Andava Gianni, prima Serrai ti voglio precontare di spremio letterario, se tu hai vinto un meta, lo conosco in continenti pure, ma io che poi ne sei concordante uno. Non è si che una cosa di questo progetto no? Sì, su premio, un premio che io si intitolava
una figura manna della storia sarda, italiana e mondiale, Emilio Lussu. Chi è Emilio Lussu, possiamo andare a sua e piccavo in considero in castello teni una prazittetta di 4 metri quadrati su Emilio Lussu e manca c'è sti qualcuno altro che vabbè la so perdi te ne ripresa smetta plus manda però a parte di questo questi che è stato per il letterario che nasce di un po' fai di maniera che non morgianta mai, che si canta vivi e che si canta a spainare gli ideali di giustizia e libertà di Emilio Lussu. Anda bene, sono contento mera che Gianni si attorrava a Sagattai, si ricordava su Sagagedda sua e si donava appuntamento a un'altra puntata dell'Iteras, sul programma questionale della letteratura dei Sardos. A Sibiri! A Sibiri!